Dobbiamo innanzitutto contrastare l'inflazione e per farlo dobbiamo tutelare il potere d'acquisto delle famiglie, dei lavoratori e dobbiamo aiutarli sul fronte luce, gas e carrello della spesa. Limitare i danni dell'inflazione galoppante, restituendo potere d'acquisto alle famiglie e fare in modo che il paventato autunno nero assuma altre gradazioni. Questa è la priorità del Partito Democratico Veneto nei giorni in cui si stanno definendo strategie e alleanze e ovviamente la lista dei nominativi tra riconferme e new entry. Mentre la tattica resta interna, i contenuti del programma prendono forma e consistenza. E per questo ci vogliono delle misure, per questo che noi abbiamo detto, per esempio, una mensilità in più ai lavoratori e vari sostegni ai giovani per gli affitti e per garantire quindi anche a loro un futuro. Questo per le famiglie e le nuove generazioni, per le imprese invece la strada in parte tracciata dal governo Draghi è quella della riduzione del famigerato cuneo fiscale. Cioè di quelle tasse che agiscono sulle imprese per il lavoro, per il costo del lavoro. Quelli vanno abbassati, contemporaneamente vanno abbassati i contributi che pagano i lavoratori in modo tale da garantire una mensilità in più. Mondo dell'impresa che in questo preciso momento storico deve superare diverse incertezze e alcuni paradossi, come la carenza di manodopera. E l'altra cosa fondamentale in Veneto sarà quella di far incontrare meglio la domanda e l'offerta di lavoro. Noi vediamo che c'è una richiesta di lavoro e che spesso le imprese non trovano i lavoratori. Ecco, va prodotto un incrocio più efficace, con politiche ben precise.